Rocco era un giovane di Montpellier, una città in Francia. Fin da piccolo era molto devoto e pieno di compassione per i poveri. Quando aveva 20 anni, perse entrambi i genitori. Nonostante il dolore, decise di dedicare la sua vita ad aiutare gli altri. Distribuì i suoi beni ai poveri e partì in pellegrinaggio verso Roma, la città santa, per vedere il Papa e visitare il centro del cristianesimo. Durante il suo viaggio in Italia, Rocco venne a sapere che la peste stava devastando molte città. Senza esitazione, decise di fermarsi in ogni luogo colpito dalla malattia per aiutare i malati. Con il suo cuore pieno di amore e compassione, curava i sofferenti, confortava i moribondi e pregava incessantemente per loro. Rocco arrivò in Toscana, a Cesena, a Rimini e ad Acquapendente, dove si dedicò a curare gli ammalati. Ovunque andava, la sua presenza portava speranza e sollievo. Le persone lo chiamavano Salvatore e benedicevano il suo nome. Ma Rocco, umile com'era, schivava le lodi e continuava il suo cammino, spinto solo dal desiderio di aiutare. Giunto a Roma, la sua fama lo precedette. La città intera parlava delle sue opere di carità e dei miracoli che operava. Ma Rocco non cercava riconoscimenti. Dopo aver visitato i luoghi santi, decise di partire per Piacenza, una città gravemente colpita dalla peste. A Piacenza, il suo apostolato raggiunse l'apice. Con un semplice segno di croce riusciva a guarire molti malati. Tuttavia, anche lui fu colpito dalla peste. Non volendo essere un peso per nessuno, si ritirò in una grotta fuori città, dove soffrì terribili dolori. Ma la divina provvidenza non lo abbandonò. Ogni giorno un cane portava un pezzo di pane, permettendogli di sopravvivere. Un giorno un signore pio seguì il cane e trovò Rocco nella grotta, debole ma ancora pieno di fede. Con il suo aiuto e la grazia di Dio, Rocco guarì. Decise allora di tornare in Francia, ma il destino aveva altre prove per lui. Venne arrestato e messo in prigione, sospettato di essere una spia. Persino suo zio, a cui aveva lasciato parte dei suoi beni, lo tradì. Rocco trascorse gli ultimi anni della sua vita in prigione, sconosciuto e dimenticato. Quando Rocco morì, si udì un coro di voci angeliche che annunciava la sua dipartita. Le campane delle chiese suonarono a festa da sole, celebrando il passaggio di un'anima santa. La sua storia si diffuse rapidamente e le persone cominciarono a invocarlo come protettore contro le malattie contagiose. La sua tomba divenne luogo di pellegrinaggio e innumerevoli miracoli furono attribuiti alla sua intercessione. Rocco, con la sua vita di sacrificio e amore, divenne simbolo di speranza e fede per tutta la cristianità. La sua devozione e il suo coraggio continuarono a ispirare generazioni, ricordandoci che il vero amore per gli altri può trasformare il mondo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.